E a difesa dell'operato della Regione interviene oggi anche il Presidente della Commissione Ambiente del Veneto, Nicola Finco. La Regione in questi 2 anni ha lavorato e anche lavorato molto bene. Abbiamo speso oltre 150 milioni di euro in opere e in interventi, abbiamo lanciato più di 300 cantieri in tutta la nostra Regione. Quindi abbiamo utilizzato tutti i soldi che ci aveva messo a disposizione lo Stato e inoltre abbiamo aggiunto anche 50 milioni del bilancio del Consiglio regionale. I 2 bacini, sia quello di Caldogno che quello di Trissino, andranno in gara entro la fine di dicembre, però ovviamente sono opere importanti di cifre superiori ai 20 milioni di euro e quindi abbiamo dovuto rispettare una normativa statale ed europea molto lunga che purtroppo non abbiamo potuto derogare. Sappiamo che ci sono anche dei contributi in arrivo dall'Europa. Sì, ci sono dei contributi in arrivo dall'Unione Europea, recentemente c'è stata la visita da parte dei commissari, hanno verificato che il Veneto ha iniziato il percorso, una serie di interventi a difesa della rete idraulica e quindi abbiamo superato, diciamo, anche la prova a livello europeo.